Per migliorare e adeguare le dotazioni in carico al servizio della Protezione Civile, il Comune di Chioggia ha investito nell'anno quasi trascorso 60.000 euro. La delega alla Protezione Civile è nelle mani del Sindaco, che ha colto l'occasione per ringraziare i volontari per il loro operato prezioso per la città. Ulteriori investimenti saranno fatti nel 2023 per migliorare le dotazioni e gli strumenti, agevolando l'impegno dei volontari. Una nuova vettura in fase di allestimento, una Dacia Duster 4x4, che sarà consegnata nei primi mesi dell'anno e che si rende necessaria per circolare nelle strette cali del centro storico e nei terreni sconnessi. Nuovo acquisto anche una tenda pneumatica con kit per il gonfiaggio e lo sgonfiaggio in grado di ospitare 10 volontari. All'acquisto partecipa la Regione Veneto grazie a un bando regionale per il potenziamento delle dotazioni. In arrivo nel mese di gennaio anche un drone del peso inferiore ai 249 grammi, un DJI Mini 3 Pro. L'Associazione Sorveglianza Aerea Veneta, nuova realtà organizzazione del volontariato del territorio, mette a disposizione i suoi piloti. Molti hanno ottenuto quest'anno il patentino A1-A3, ma a gennaio ci sarà l'esame per il patentino A2 e ASA, che consente di comandare i droni nelle aree affollate. L'uso dei droni permetterà di verificare lo stato di salute degli immobili sulle parti alte, in modo da verificare nell'immediato eventuali situazioni di pericolo, soprattutto a seguito di maltempo, e di monitorare gli argini dei fiumi. Acquistata anche una motosega, nuovi estintori per la sede e per i veicoli, oltre ad essere state eseguite le manutenzioni ordinarie dei veicoli e le revisioni dei rimorchi. In fondo, la sicurezza prima di tutto. Bar Pasticceria Bertotto, pasticceria storica e di tradizione in uno stupendo angolo di Chioggia, dove trovare dolci colazioni preparate con tanta passione dal nostro pasticcere Lorenzo, servite con amore da Carla e Gloria, pronte a coccolarvi con i prodotti caffetteria. Per Natale venite a provare i nostri panettoni e pandori artigianali, i tronchetti di Natale, e lasciatevi consigliare per ogni altra occasione ed evento.